Benvenuti nel canale dell'azienda agricola Venture. Oggi ci occupiamo di un altro lavoro che abbiamo da fare in questi giorni. Dobbiamo occuparci dei nostri olivi e in questa fase dobbiamo potarli. Ne abbiamo un po' qua, un po' in un'altra collina che dopo vi portiamo a vedere. Questi olivi hanno una buona vigoria, non sono stati potati molto l'anno scorso, per cui quest'anno dobbiamo darci un po' dentro, dobbiamo un po' andare a scaricare un po' di chioma e dovremo andare a pulire tutti i polloni e vedere di dargli un attimo più di spazio alla luce per entrare tra le varie branche principali appunto dell'olivo. Dobbiamo dare un po' anche una ridimensionata perché questi olivi sono piantati vicino a una vigna che abbiamo qui a Pergola e quindi diciamo bisogna cercare di lasciare lo spazio sia per gli olivi che per le vigne in modo tale che non si vadano un po' a sovrapporsi. E per fare la potatura noi ci serviamo di forbicione, poi abbiamo la forbice elettrica che è la stessa che usiamo per la potatura delle viti e eventualmente abbiamo anche una piccola motosega da potatura che se ci abbiamo, vediamo, dobbiamo tagliare qualcosa un po' più robusto, eventualmente interveniamo anche con quella. Questo sicuramente non sarà stato potato l'anno scorso, per cui sono nati molti polloni e questi andranno un po' tirati via tutti in modo tale da lasciare lo spazio alla luce ad entrare, anche l'aria, e poi dovremo andare anche sulle punte un po' a riformarlo, a ridimensionarlo in modo tale da contenerlo e permettere poi che si robustiscano quelle branche che servono e poi appunto abbiamo la possibilità di fare della buona oliva. Ecco, una volta finita la potatura vera e propria dell'olivo andremo a fare altri due lavoretti. Uno è quello di passare con un trincia e andare a sminuzzare tutta la ramaglia, i residui di potatura dell'olivo, e poi dovremo passare con un decespugliatore a tagliare, abbassare tutta questa erba qua in modo tale che poi diciamo venga fuori un lavoro fatto bene. Inoltre la potatura di questi olivi ci preme farla quest'anno perché oltre ad avere un po' la competizione diciamo con il vigneto alle nostre spalle, dall'altra parte c'è una strada per cui giustamente dobbiamo cercare di contenerli prima che diciamo debordano e dopo vanno a creare problemi diciamo alla viabilità. Adesso le prime piante le abbiamo fatte, per cui già inizia a far vedere insomma, che si diradano le frasche e che può girare appunto sia l'aria che la luce all'interno di quello che è la massa diciamo, dei rami delle branche principali. Adesso il prossimo lavoro è quello di andare a liberare tutta questa parte qua della ramaglia già tagliata e buttata a terra, la portiamo sulla banchina di sopra in modo tale che liberiamo questa parte qua e in seconda battuta poi passeremo con un trincia a sminuzzare tutta la ramaglia. Adesso abbiamo portato tutta la ramaglia sopra, per cui c'è un bel volume, anche per il fatto che appunto abbiamo dovuto portare su quella che c'era bassa. Adesso abbiamo pensato che lasciamo passare qualche giorno, che così si disidrata un po' il legno e poi passeremo in un secondo momento appunto a trinciarla in modo tale da avere un po' più di facilità nell'operazione. Ecco, adesso stiamo andando nell'altro oliveto dove abbiamo appunto il monte ed è quello vicino al boschetto dove abbiamo messo le fototrappole, dove abbiamo fatto il video per la cattura dello scoiattolo
vi lasciamo il link qua in alto a sinistra. Ecco, qua abbiamo piante un po' più giovani, chiaramente rispetto a là sono piante piccole e magari in questo caso usiamo di più la forbice elettrica rispetto ai forbicioni, perché non dobbiamo raggiungere chissà che altezze. Oggi andiamo a trinciare la ramaglia degli ulivi che abbiamo potato qualche settimana fa, nel frattempo si è seccata e oggi abbiamo anche il tempo di fare questo lavoro di trinciatura, per cui abbiamo deciso di farlo e quindi facciamo anche un piccolo filmato. Per fare questo lavoro abbiamo un trattore scabinato perché siamo vicino a delle pergole, quindi non riusciamo a passarci sotto con la cabina. Quindi useremo un trattore un po' più piccolo senza cabina e avremo bisogno anche delle cuffie protettrici perché chiaramente il rumore del trincia è molto elevato. Finché aspettiamo Geremia che viene su lui col trattore, vi faccio vedere che praticamente andiamo oggi a trinciare tutta questa cosa qua, questa ramaglia che abbiamo lasciato a terra. Non ha piovuto nelle ultime settimane, per cui si è seccata molto e quindi dovremmo essere anche un po' più agevolati in questa operazione, perché la ramaglia degli ulivi è intanto è abbastanza voluminoso, mi ha fatto anche delle buone potature, ma soprattutto il trincia viene messo bene sotto sforzo perché il volume appunto è abbastanza elevato, quindi abbiamo preferito potare, aspettare qualche settimana e poi venire a trinciare tutta questa ramaglia.
Ecco, questo è più o meno il risultato che abbiamo ottenuto oggi. Abbiamo fatto 2 o 3 passaggi da sminuzzare bene. L'obiettivo di questo lavoro per noi oggi era quello di andare a diminuire il più possibile, ridurre il più possibile il volume che si era creato della ramaglia a terra, in modo tale che prossimamente possiamo passare qua sia con i trattori sia a piedi, in base alle varie operazioni che dobbiamo fare in vigna, senza grossi impedimenti. Non insisterei troppo con i passaggi, perché vedete ci sono anche dei pezzi abbastanza grossi. Abbiamo cercato di mettere a parte quelli più grossi, qualcosa è rimasto, per cui andiamo solo a rovinare le mazze del trincia. Tanto qui il tempo ci darà una mano, nel senso che nei mesi sicuramente si degraderà questa parte, e poi sicuramente nelle varie settimane prossime passeremo altre volte a trinciare l'erba in zona, quindi magari faremo un passaggio che male non fa, e quindi ridurremo ancora ulteriormente quelle che sono le ramaglie. Bene, allora la potatura degli olivi l'abbiamo fatta. Abbiamo ripulito quello che c'era per terra, quindi mi ha fatto piazza pulita, abbiamo rimesso un po' in ordine il campetto qui, e niente, adesso aspettiamo la fioritura degli olivi, vedremo se sarà una buona annata o no per l'oliva, questo ce lo dirà il tempo, però noi il nostro l'abbiamo fatta. Per cui vi lasciamo al prossimo video e ci vediamo alla prossima puntata.